la storia è importante. Come per esempio, pensateci, quanti anni ci ha messo il Manchester City per arrivare a vincere la Champions? E stiamo parlando del Manchester City. Quanti anni ci ha messo il Paris Saint-Germain per arrivare a vincere la Champions? Cioè, stiamo parlando di squadroni incredibili che hanno investito miliardi di euro che il Napoli non potrà mai investire, giusto per essere chiari, e che comunque ci hanno messo 6, 7, 8, 9, 10 anni per arrivare a vincere questa competizione, perché si sono dovuti creare prima uno storico sostanzialmente in Champions. Non so se mi sono spiegato. Cioè, No, capito, anche hanno dovuto perché creare la loro storia per arrivare ad alzare la coppa. anche perché sono 2 squadre che prima dell'avvento degli sceicchi, il Manchester City non era niente in pratica. Il Paris Saint-Germain bazzicava un po' in Europa, ma si ricorda il Paris Saint-Germain perché ha portato Ronaldinho in pratica dal Brasile in Europa. Ma anche il Paris Assolutamente. Saint-Germain stesso non era, forse in Francia quello che aveva un po' più di storia era il Marsiglia o il Monaco. Il Paris Saint-Germain è sempre uscito grazie all'avvento degli sceicchi. Perciò dico, cioè, il Napoli anzi, secondo me il tifoso napoletano deve esaltarsi in queste notti.